Al via la nuova edizione del Mandorlo in Fiore che vedrà partecipare all'evento ben 32 gruppi provenienti da tutti i continenti. A giorni si terrà la conferenza stampa di presentazione ufficiale dell'evento. Stando alle prime anticipazioni diffuse saranno 2 le sfilate solo nel centro città, una all'inizio della kermesse e l'altra alla fine, nei giorni festivi, che interessano le 2 domeniche, una quella del 5 e l'altra quella del 12 marzo. La fiaccolata dovrebbe essere posticipata alla giornata di venerdì, anche al fine di poter aumentare i pernottamenti del fine settimana negli alberghi e nei B&B. Questa sarà la 75esima edizione della Festa del Mandorlo e del Festival Internazionale del Folklore e si affiancherà anche il Festival dei Bambini del Mondo, giunto alla sua 20esima edizione. All'evento si aggiungeranno, come di tradizione, anche le sfilate dei carretti siciliani, quella dei cavalli, dei gruppi folk regionali e dei cortei storici dell'isola. A organizzare l'evento sarà il Comune di Agrigento in prima linea, insieme al coordinatore che sarà Giovanni Di Maida, già vicepresidente del Consorzio Universitario di Agrigento, che svolgerà l'incarico a titolo gratuito. Le sfilate coinvolgeranno i 2 gruppi insieme, quelli dei bambini con gli adulti. Tra gli eventi collaterali ci sarà anche la Mandorlara, la festa della mandorla, con la collaborazione di Totò Collura, molto noto in città, ove si degusteranno prodotti tipici della nostra terra, cooking show, degustazioni, con la partecipazione di personaggi famosi. Un'anticipazione dell'evento sarà fatta il 21 febbraio, con la partecipazione al Carnevale, organizzata da Arianna Vassallo, e vedrà anche un carro allegorico sfilare con la partecipazione dei bambini vestiti con costumi dedicati che si ispirano alla sagra. Anche il Teatro Pirandello sarà coinvolto agli eventi con concerti di musica etnica. Nelle settimane successive le bande musicali si esibiranno. Gli eventi sono organizzati con i fondi della regione siciliana del Sea Sicily, nessun costo aggiuntivo per il comune di Agrigento, insieme al distretto turistico della Valle dei Templi, della Fondazione Teatro Pirandello, il Parco Archeologico e il Consorzio Universitario di Agrigento, che sarà coinvolto anche a livello culturale con eventi sui beni immateriali dell'UNESCO e scambi culturali vari.